39esima mostra mercato del Monfenera è nata quando sono nato io ho 38 anni e la festa è nata quando ero piccolino. E il format, per chi non lo conosce, è sempre lo stesso: 4 fine a settimana, i venerdì sera dedicati ai più giovani con la musica giovane, i sabati per gli amanti del ballo e le domeniche per le famiglie con clown, saltimbanco, raduni vespistici, autostoriche. Un programma ampio, importante. In merito a queste manifestazioni e di queste grandi associazioni il nostro territorio va conosciuto, altrimenti credo che saremo sconosciuti purtroppo per il territorio, per cui va un grande merito a questi volontari e che danno un valore anche ai nostri prodotti. Parliamo di numeri, sono 200 persone che ci spaccano la schiena gratuitamente, lo ripeto gratuitamente, per far sì che questa festa abbia il successo che merita, che ha avuto e che avrà nel tempo. Attraverso il marrone viene il territorio, per cui un prodotto che va mantenuto sempre in maniera grande, perché è importante che l'amministrazione dia sempre più lo sforzo per mantenere il prodotto attraverso queste associazioni, perché se non si ha prodotti la gente non ha nessun scopo di venire nel nostro territorio. È qualcosa di, soprannaturale, perché tutto il paese fa festa alla festa dei marroni di Monfenera. Purtroppo parzialmente rovinata da questa malattia, da questa vespa cinese chiamata la cinipede, chiamatela come volete, ci sta dando del filo da torcere. La produzione è calata del 90% rispetto agli anni buoni. Il Monfenera produceva quasi 1000 quintali, siamo arrivati a 100 quintali. Ci si augura che col tempo questa malattia passi e che anche chi non può venire alla mostra mercato possa acquistare i nostri marroni in giro nei vari supermercati. Questo è un trasporto in miniatura che una volta, anni addietro, si trasportava dalla montagna alla pianura. Questa si chiamava criola e questa la mussa. Si trainava a mano e dalla montagna si portava giù. Una manifestazione che ogni anno gira quasi 300.000 persone in un mese, per cui noi invitiamo tutti a venirci a trovare, anche perché fortunatamente, merito, come dicevo prima, di queste grandi associazioni, è una manifestazione che è conosciuta ormai anche fuori dalla nostra regione Veneto e fa sì che il nostro territorio diventi sempre più forte. Grazie a Dio, ora il tempo è bello fresco, guardate, le mani mie sono fredde, perciò è l'ora di mangiare i marroni del Monfenera. Venite a Pederobba perché sono veramente buoni, buoni, buoni.